Grazie, Santo Padre, per aver accettato di farsi intervistare da noi di CCN. Come dite voi cattolici, per noi è un miracolo. Come diciamo noi laici, abbiamo avuto culo. Spagnolo è admígalas. Una curiosità, come vanno i rapporti con Ratzinger? È un personaggio difficile da capire. Ci sono tante interpretazioni sulla sua personalità. Ma si è pentito di essersi ritirato? Sta rosicando? Si è vergognato. Adesso il poveretto va e non trova orizzonte. Povero. Ma la curia non può fare niente per lui? Affittano un sicario. Beh sì, mi sembra la soluzione più giusta per tutti, in effetti. Ora però mi dica la verità, si tratta di una grande domanda teologica. Il regno di Dio esiste veramente? Ma il regno di Dio c'è, verrà. Non mi sembra tanto convinto. Il regno di Dio c'è. Guarda quella pittura. Dove? Santità, ma che mi fa? Gli scherzi? Dio c'è o non c'è? Io non so, non ricordo. Vabbè, mi assolva almeno dai miei peccati. C'è una condizione per poter perdonare. Una, se tu non hai quello non potrai mai perdonare. E quale sarebbe? Sono i soldi, eh. I soldi? Ma come faccio? Io non ce li ho. Arrangiati. Ma santità! Ride. Questo basta che ride. Vabbè, grazie Papa Francesco per essere stato con noi. Lei è infallibile. E grazie anche a voi. Buonanotte e appuntamento alla prossima puntata di CCN.